La prova della vanga è un test pratico, veloce, che si esegue sul campo per valutare la fertilità del terreno in vista dell'esecuzione di una lavorazione, oppure per capire se le lavorazioni che abbiamo eseguito hanno dato buoni risultati, o anche per valutare le opportunità di irrigazione. È utile spendere qualche parola sul concetto di fertilità del terreno, che ha varie definizioni. Quella in cui io mi riconosco è quella per cui un terreno fertile è un terreno ben dotato di humus e di ossigeno, e in questo terreno la crescita delle piante si svolge in modo rapido, efficiente e armonioso. Le piante in un terreno fertile hanno rese costanti, alta qualità e resistono alle avversità climatiche e antiparassitarie. In realtà il concetto di fertilità è complesso ed è fatto di tre facce: fisica, biologica e chimica. Un terreno è fertile dal punto di vista fisico quando è in grado di aggregare sabbia, limo, argilla, humus, principi nutritivi in aggregati, cioè zolle, che dovrebbero essere piccoli, mobili, tutti intersecati da una rete di canali che permettano l'attività esplorativa delle radici, dei peli radicali, la circolazione dell'aria che contiene ossigeno e dell'acqua. Questi aggregati dovrebbero essere il più possibile stabili, quindi resistenti alle sollecitazioni prodotte dai colpi della pioggia, del vento, dall'azione di compressione conseguente al transito delle macchine agricole o degli operatori sul campo. Un terreno è fertile dal punto di vista biologico quando è ospite di vita, quando è in grado di fornire sostegno, riparo, prosperità a una comunità di organismi terricoli piccoli, grandi e microscopici, perché sono questi che trasformano i fertilizzanti e i residui colturali in humus e principi nutritivi, sono loro che rimescolano gentilmente il terreno mantenendolo soffice e ossigenato, e sono loro che includono specie che proteggono le radici dagli attacchi dei parassiti terricoli. Infine, la fertilità è anche chimica, cioè un terreno è fertile dal punto di vista chimico quando ha una buona dotazione di principi nutritivi. Ma la liberazione dei principi nutritivi dipende dall'attività degli organismi terricoli a spese dei fertilizzanti e dei residui colturali in un ambiente che sia ospitale, e quindi dipende dalla fertilità biologica e dalla fertilità fisica. Con la prova della vanga noi siamo in grado di fare una buona stima della fertilità fisica e di quella biologica, e quindi indirettamente della fertilità chimica. L'attrezzatura per eseguire la prova della vanga è molto semplice, consiste in una vanga o in una forca a vanga o forca a denti piatti con la pala o i denti possibilmente lunghi una trentina di centimetri. Perché questa lunghezza? Perché normalmente da 0 a 30 centimetri nel terreno la circolazione di ossigeno non è limitata, ed è questa la zona in cui è concentrata la maggior parte di radici e in cui l'attività microbica e quindi il rilascio di principi nutritivi è più vivace. Quindi è opportuno osservare un campione che abbia questa altezza qui. Dopo, l'altro attrezzo che serve è un coltellino a lama flessibile che serve per pulire il campione in vista delle osservazioni che saranno eseguite. La prova della vanga si svolge in 10 passaggi che adesso vedremo, ed inizia con l'osservazione della superficie del terreno al fine di riconoscere alcuni particolari che potrebbero già darci delle informazioni sullo stato di salute e quindi di fertilità del terreno. Prima di eseguire il prelievo del campione osserviamo la superficie del terreno. La presenza di flora spontanea o di particolari formazioni del terreno o dell'attività degli organismi terricoli già ci fornisce indicazioni sullo stato di salute del terreno. Allora qui noi possiamo osservare la presenza diffusa di tarassaco, di potentilla, che sono specie indicatrici di terreno compattato, cioè hanno apparati radicali molto forti, capaci di svilupparsi in terreni compattati, quindi normalmente poco ospitali alle piante, quando le altre piante invece fanno fatica. Qui poi vediamo anche una pianta di carota selvatica che anch'essa
per l'apparato radicale fittonante, senti che profuma proprio di carota, per l'apparato radicale fittonante è in grado di aprirsi dei varchi nel terreno compattato, e sono anche quelle piante che la natura mette in gioco nella rigenerazione di un terreno che è poco ospitale alla vita, proprio per via del compattamento e quindi della cattiva circolazione di ossigeno. Queste osservazioni sono possibili quando noi vediamo tante piante di una determinata specie. Qui vedete, troviamo tante piante di tarassaco, troviamo tante piante di potentilla. Ecco, in realtà una sola pianta di carota non è sufficiente per dirci che il terreno è compattato, però abbiamo tutte quelle altre piante che ci dicono lo stesso. Quindi ci aspettiamo che il campione di terreno che stiamo per osservare abbia un discreto compattamento. Dopo aver osservato che cosa ci racconta la superficie del terreno, dobbiamo procedere con l'estrazione del campione per poi dopo passare alla sua osservazione. Ecco, allora noi estraiamo una fetta di terreno alta possibilmente una trentina di centimetri e spessa una decina, e conficcando la vanga al terreno con il senso del tatto abbiamo già la percezione della presenza di strati in base alla resistenza che il terreno oppone a questa attività di penetrazione. Vediamo già che la vanga è affondata facilmente per alcuni centimetri, dopodiché fatica ad andare giù. Questo ci dice già che almeno ci sono 2 strati. Sto facendo abbastanza fatica. Solleviamo il campione cercando di deformarlo il meno possibile, dopodiché lo posizioniamo in un ripiano per l'osservazione. Quindi questo era il secondo passaggio. Abbiamo percepito la presenza di 2 strati, uno più superficiale, 5, 6, 7 cm, e uno, il resto, compattato. Con il coltellino liberiamo la superficie del campione dal terreno che avrebbe potuto deformarsi e quindi perdere la struttura originaria, in modo da far venire alla luce la vera struttura del terreno. La struttura è quella proprietà che il terreno ha di formare aggregati mettendo assieme sabbia, lima, argilla, humus e principi nutritivi. Il terzo passaggio consiste nell'osservazione degli aggregati, quindi della forma e la dimensione delle zolle, e nell'individuazione di un'eventuale presenza di strati. Allora, noi avevamo avuto già un anticipo con il primo passaggio, la prova di penetrazione, per cui ci fossero 2 strati, e così è. Vediamo che in questa striscia qui la forma e la dimensione delle zolle è diversa da quella sottostante. Qui le zolle sono piccole, dalla forma vagamente sferica, dalla superficie rugosa. Rugoso è importante perché indica, in contrapposizione al liscio, la presenza di canali esplorabili dalle radici e dai peli radicali per poter poi acquisire acqua e principi nutritivi, e corrisponde più o meno a quello che avevamo intuito con la prova di penetrazione, quindi diciamo 5, 6, 7 centimetri di profondità. Sotto abbiamo uno strato di terreno piuttosto spesso in cui le zolle sono grosse e compattate. Se le spezziamo la superficie è poco rugosa, liscia, ecco, liscio inteso in questo senso qui, ecco, non come la superficie di un coltellino, ma è in contrapposizione al concetto di rugoso.
Ecco, queste sono zone difficilmente esplorabili dai peli radicali e quindi poco accessibili da parte delle radici per l'acquisizione di acqua e principi nutritivi. Uno strato è individuato da un assemblato di zolle aggregati della stessa forma e dimensione, oppure individuato da una presenza omogenea di radici, oppure individuato da un colore diverso dagli altri strati. L'altro passaggio che dobbiamo fare è quello dell'osservazione, qualora presenti, delle radici, di come si sviluppano. Qui si vede ancora molto bene, un'ottima struttura, si chiama struttura grumosa, è soffice, ossigenata, questa è ottima. E poi vedete qui come cambia, proprio qui diventa compattata. Ecco, questa è proprio più compattata e man mano che si va giù peggiora. Vedete proprio la superficie delle zolle qui è liscia, è difficilmente penetrabile. Un'altra cosa da osservare è appunto la distribuzione delle radici. La distribuzione delle radici dipende dal livello di ossigenazione del terreno e dalla disponibilità di spazi. In questo caso noi vediamo ci sono diverse radici sulla superficie e in profondità ce ne sono comunque, di meno ma ce ne sono comunque, segno che la flora spontanea presente in questa parcella qui comunque si sta impegnando e sta iniziando un lavoro di rigenerazione della struttura che passa anche attraverso appunto l'attività di apparati radicali di piante. Queste sono tutte piante selvatiche, quindi hanno la forza del selvatico queste piante qui, e quindi non sono come quelle delle colture agrarie che in via dell'addomesticamento che si è svolto per millenni hanno apparati radicali fiacchi. Le piante selvatiche hanno apparati radicali forti e quindi vengono anche usate per esempio con la tecnica del sovescio oppure dell'avvicendamento a prati ad erbai per rigenerare un terreno compattato, anzi fanno parte della rigenerazione di un terreno compattato la coltivazione di particolari piante. Allora qui per esempio osserviamo una pianta di tarassaco che è una specie indicatrice di terreno compattato quando la troviamo abbondante, non quando ne troviamo così una ogni tanto, ma quando la troviamo abbondante, vediamo che la radice si piega a ginocchio qui, proprio nel punto di cambiamento, di passaggio tra la zona soffice e la zona meno soffice. Ma comunque il tarassaco è una pianta fortissima, tipica dei terreni compattati, la troviamo abbondante nelle interfile di vigneti e frutteti dove il terreno è spesso compattato a causa del ripetuto transito dei trattori, si va avanti e indietro per fare i trattamenti antiparassitari, spesso con il terreno umido. E qui vediamo questa pianta di tarassaco che se la sta cavando benissimo e ci fa sperare bene nella rigenerazione del terreno. Vediamo che la radice alla fine è lunga almeno 30 cm, perché qui poi l'ho spezzata, ma comunque trasformandosi in una forma più sottile ci sarebbe stata. Vediamo che a parte il momento di cambio tra la zona soffice e la zona compattata, poi dopo lei procede molto bene senza piegarsi ulteriormente. L'osservazione delle radici è importante perché quando le radici si piegano significa che ci sono degli strati di terreno difficilmente attraversabili, compattati, oppure significa che ci sono sassi. Se ci sono sassi non c'è problema. Se ci sono sassi non c'è problema. Se invece i sassi mancano, allora sì, vuol dire che il terreno è compattato. Comunque in questo caso le cose stanno andando bene. Anche qui vediamo una radice che si è piegata per aggirare un ostacolo. Comunque diciamo che il terreno è in via di rigenerazione per via del suo compattamento, grazie al contributo delle radici della flora spontanea presente e poi grazie anche al contributo della fauna terricola, perché per esempio qui osserviamo un foro prodotto dall'attività di un lombrico. La fauna terricola, insetti, lombrichi, millepiedi, acari ed altri animaletti
è preziosa nella rigenerazione della struttura del terreno una volta che questo è compattato, anzi negli ecosistemi naturali è colei che mantiene il terreno soffice e quindi nella via di rigenerazione di questo terreno dal compattamento c'è anche la fauna terricola e questo è un altro punto, il quinto, che stiamo osservando per quanto riguarda la prova della vanga. Quando noi estraiamo il campione, se questo è popolato da animaletti del terreno, essendo tutti lucifugi, questi scappano tutti e restano solo i più lenti che sono i lombrichi. Però noi possiamo osservarne, rilevarne indirettamente la loro presenza grazie a gallerie, grazie a deiezioni, grazie a terreno smosso. Qui in questo caso proviamo a procedere nella liberazione dello strato superficiale. Guardate come è compattato qui, guardate, man mano che sto togliendo si vede molto bene quanto è compattato, si vede, è molto compattato il terreno. Vediamo se c'è fauna terricola, se ci sono altri segni. Ecco, si vede. Niente, abbiamo trovato solo il foro di un lombrico, vediamo un attimo se qui riusciamo a trovare qualche altro animaletto. Guardate qui come il terreno è soffice, qui tra l'altro gli strati non è detto che siano proprio netti, proprio delimitati da strisce parallele alla superficie del terreno, ma possono avere un decorso, diciamo, con varie curvature. Ecco, quindi qui ok, non abbiamo trovato animaletti particolari se non l'attività di un lombrico. Altra cosa che dobbiamo osservare è il livello di umidità del terreno. Il livello di umidità del terreno lo possiamo osservare con la vista, a parità di sabbia, lima, argilla, humus. Un terreno più umido ha un colore più intenso e più scuro dello stesso terreno più asciutto. Ma poi la vera operazione va eseguita con il senso del tatto e manipolando una zolla di terra, cercando di sbriciolarla, quindi di tradurla in briciole. Possiamo trovarci di fronte a diverse situazioni. Il terreno è così tenace che cercando di manipolare la zolla non la riesco a sbriciolare, quindi vuol dire che il terreno è secco. Fanno eccezione i terreni molto dotati in sabbia, in cui anche se il terreno è secco si riesce comunque a sbriciolarlo. Però questo è un terreno di medio impasto con una buona dotazione di argilla. Ecco che allora vedete, il terreno in questo caso è plastico, quindi vuol dire c'è acqua. Allora, questo è il secondo caso. Poi dopo c'è il terzo caso in cui io riesco a tradurre in briciole la zolla di terra, quindi il terreno è in tempera, quindi può essere secco quando non riesco a rompere, plastico quando non lo riesco a rompere ma si deforma, in tempera quando lo riesco a tradurre in briciole. Allora, dal punto di vista delle lavorazioni, la miglior condizione è quella di avere un terreno in tempera, cioè è quella condizione di umidità del terreno in cui il risultato tecnico è migliore, il dispendio energetico è minimo. Quando il terreno è plastico, il terreno non è lavorabile perché ne peggioreremo la struttura. Quando il terreno è secco è difficilmente lavorabile, per lo più con attrezzi rotativi, con le frese, con grande dispendio energetico e con risultati tecnici mediocri. Dal punto di vista invece dell'irrigazione, perché questa è una delle altre informazioni che possiamo ricevere grazie alla prova della vanga, quando il terreno è secco ovviamente va irrigato, quando il terreno è plastico invece non va irrigato, il terreno è plastico, non va irrigato, quindi c'è acqua, perlomeno la profondità da cui ho preso la zolla che sto manipolando. Quando il terreno è in tempera invece ci troviamo in una situazione simile a quella che riscontriamo quando siamo in macchina e si accende la spia del carburante che ci dice: guarda che la tua autonomia sta per terminare, e quindi ci suggerisce di irrigare. Quindi il terreno non ha bisogno di essere irrigato da quando è plastico a quando è in tempera, mentre ha bisogno di essere irrigato da quando è in tempera a quando è secco.
La settima osservazione riguarda la sostanza organica presente nel terreno. La sostanza organica è tutto quell'insieme di residui vegetali, animali e microbici presenti nel terreno in qualsiasi fase di trasformazione. Ecco. È importante per noi sapere quando è stato l'ultimo momento in cui è stata incorporata sostanza organica, in cui è incorporato del compost, del letame, un fertilizzante organico, un residuo colturale, e da quel momento dell'interramento al momento dell'osservazione sono passate delle settimane o dei mesi, e in base al lasso di tempo che è trascorso io dovrò dare un giudizio sulla trasformazione di questa materia. Se vedo che questa materia non si è trasformata, vuol dire che ci sono problemi di ossigenazione e di attività biologica, perché tutta questa materia è cibo per gli organismi terricoli. Quindi perché gli organismi terricoli non hanno trasformato questa materia che è stata incorporata? Mancano le condizioni favorevoli affinché questo possa svolgersi. Quindi di che cosa hanno bisogno questi organismi terricoli? Hanno bisogno di temperatura, hanno bisogno di umidità, hanno bisogno di ossigeno, hanno bisogno di assenza di veleni. Ecco, nel nostro caso noi potremo considerare, mi interrompo un attimo, ecco qui, questo qui è un crostaceo, isopode, okay, che ci indica che c'è vita in questo terreno qui. Okay. Quindi se non è trasformato ci dovremmo chiedere qual è la ragione. Spesso nella pratica di campo è legata a una cattiva ossigenazione, meno spesso al fatto che il terreno è secco, che il terreno insomma manca umidità. Allora noi in questo caso ci troviamo in un ex vigneto dove non sono state fatte lavorazioni negli ultimi 3 anni, dove non è stato interrato alcun fertilizzante negli ultimi 3 anni e dove la sostanza organica deriva solo da ciò che la flora spontanea e gli organismi terricoli hanno rilasciato, e in questo caso la sostanza organica riguarda le radici morte che piante che sono tutte poliennali come quelle che osserviamo qui intorno hanno rilasciato. Allora andiamo a vedere se osserviamo dei casi in cui la sostanza organica è poco decomposta. La sostanza organica ben decomposta in poche settimane acquisisce un colore scuro, tipico di quelle sostanze preumiche. L'humus è un complesso di sostanze dal colore molto scuro, le sostanze preumiche hanno anch'esse un colore molto scuro. Ecco. Qui osserviamo delle radici che sono ancora vive, quindi non siamo ancora in grado di stabilire il grado di trasformazione della sostanza organica. Ecco, questa è una radice intrappolata in una zolla compattata che fatica a decomporsi, è chiaramente una radice morta che fatica a decomporsi, e infatti siamo nello strato di terreno molto compattato. Guardate qui quanto compattato è il terreno. Ok, e questo è un altro tipo di informazione. Poi abbiamo quindi visto osservazione del terreno, prova di penetrazione, stima delle forme e dimensione degli aggregati e della presenza degli strati, sviluppo delle radici, presenza di fauna, presenza a livello di umidità del terreno e livello di trasformazione della sostanza organica. Adesso osserviamo il colore del terreno. Il colore del terreno è deriva dall'umidità del terreno. Qui il terreno è più o meno umido, qui è un po'
diciamo, ma neanche tanto, è quasi in tempera qui in superficie, qui è umido, però osserviamo che lo strato superficiale, quello più soffice, è più scuro dello strato sottostante. Questo è dovuto all'accumulo di sostanze umiche che derivano in questo caso dalla trasformazione di tutte quelle parti morte che raggiungono la superficie del terreno, in particolare foglie, frutti delle piante, che poi dopo sono incorporati nel terreno dalla fauna terricola e che prima o poi si trasformano in sostanze umide. Quindi si vede, qui è più scuro che qui. Okay. Qui più scuro che qui. E questo ci rafforza l'idea che siamo di fronte a due strati, quindi l'umidità, la presenza di sostanze umiche e poi dopo in terreni molto particolari dove c'è ristagno idrico, cattiva circolazione di ossigeno, possiamo avere delle screziature color ruggine, arancioni marroni o bluastree dovute a un'alterazione, un cambiamento delle forme chimiche del ferro, oppure alla migrazione di carbonati, delle macchie chiare, oppure delle macchie molto scure dovute al manganese, ma queste sono cose che non riusciamo ad osservare qui perché non ci troviamo in queste condizioni. La successiva osservazione riguarda l'odore del terreno. Con il senso dell'olfatto cerchiamo di percepire il profumo che libera il terreno, che può essere buono. Il terreno sa di bosco, quindi vuol dire che è un terreno ospite di vita, quindi che è ossigenato, è poco disturbato, è ben nutrito, non è interessato da sostanze velenose. Oppure può essere cattivo di muffa, di marcio, quindi vuol dire che è asfittico e quindi vuol dire che la circolazione dell'ossigeno è impedita. L'ossigeno assieme alle sostanze umiche è la sostanza più importante che c'è nel terreno, perché l'attività delle radici, sia per quanto riguarda l'assorbimento dell'acqua e dei principi nutritivi, dipende dall'ossigeno, così come l'attività degli organismi terricoli nella liberazione dei principi nutritivi dipende dall'ossigeno. Poi dopo c'è una situazione intermedia in cui il terreno non ha odore. Allora, diciamo, se ci troviamo in un contesto di agricoltura biologica, la condizione di terreno che non ha odore non è soddisfacente, perché l'agricoltura biologica dovrebbe puntare all'eccellenza e quindi avere un terreno che sa di bosco. Ecco. Mentre negli altri casi può essere anche accettabile da questo punto di vista. Adesso noi proviamo. C'è il primissimo strato di 1-2 cm in cui è difficile percepire un odore, perché man mano che le sostanze volatili si formano sono prodotte dagli organismi viventi, quindi dalla fauna e dai microrganismi, soprattutto dai microrganismi, si liberano e si perdono nell'atmosfera. Ecco. Allora sentiamo. Sì, c'è proprio uno stacco, una differenza. Allora qui l'odore è buono, qui tende a scomparire e qui non c'è, e qui è assente. E ancora abbiamo per un'altra volta confermate le impressioni che avevamo avuto nei passaggi precedenti. La prova della vanga si conclude con la prova di caduta. La prova di caduta consiste nel far cadere in una superficie dura il campione dall'altezza di 1 metro, 1,5 metri, e nell'osservazione di come eventualmente si frantuma. Questo ci può dare delle conferme rispetto a impressioni che avevamo avuto in precedenza e in particolare rispetto alla presenza di strati e alla capacità aggregante delle radici. La prova di caduta consiste quindi nel far cadere la fetta di terra in una superficie dura e poi nell'osservazione di come si rompe. In questo caso abbiamo visto che lo strato superficiale che avevamo individuato non si è staccato da quello sotto, probabilmente per l'attività aggregante delle radici, e poi c'è uno strato sottostante che non avevamo notato in precedenza, che invece si è staccato, dove qui la presenza di radici è minima
e probabilmente non l'avevamo notato, è uno strato molto compattato, guardate, molto compattato, superficie liscia, qui non ci sono canali da esplorare con le radici. Ecco. La prova della vanga quindi si conclude, c'è la possibilità di memorizzare le osservazioni e anche di avere una guida sui vari passaggi per svolgerla, collegandosi a un link che è stato prodotto da un gruppo di lavoro qualche anno fa e che vi segnaliamo.